Amici di Fashion Girl, siamo qui con i fratelli Calandra, Giuseppe e Maurizio, come state? Stanchi ma soddisfatti, un'esperienza incredibile, vissuta a 360 gradi. Non abbiamo ancora mangiato, non abbiamo dormito da 2 giorni, ma siamo felici. Però ne è valsa la pena, no? È un motivo ben più complesso e importante, tra l'altro, no? Perché se avete fatto un sacrificio, evidentemente il gioco vale la candela. Volete raccontarci il perché? La settimana scorsa, 10 giorni fa, abbiamo ricevuto una telefonata, erano della RAI, il giornalista Leonardo Metalli, che ha curato il documentario sulla vita di Pippo Baudo. Ci hanno chiesto se potevano utilizzare 2 canzoni nostre all'interno del documentario, chiedendoci la liberatoria. Non è una cosa che capita sicuramente tutti i giorni, inaspettata, gradita, e quindi abbiamo detto subito sì, ma io poi ho detto guarda, ma noi abbiamo anche altri brani, dice mandateceli alcuni. Hanno aggiunto altri 2 brani, per cui da 2 iniziali sono diventate 4, per cui per noi è stata, guarda, un'emozione unica. Io quando ho visto la prima in TV, posso dirlo, lo dico tranquillamente, non mi vergogno, ma ho pianto di gioia, ho pianto anche perché noi avevamo un legame con Pippo, nel senso che era un nostro, come dire, punto di riferimento, e ci abbiamo provato tantissimo a cercare di un giorno incontrarlo. Purtroppo non è successo, però qualcuno dice vabbè, c'è stato un segno che... C'è un segno di Pippo anche qui. Sareste mai aspettato un giorno che più di una canzone sarebbe stata comunque collegata a Pippo Baudo? Ma lo sai perché ti dico no? Perché se consideriamo quanti artisti ha scoperto Pippo Baudo, quanti cantanti ci sono in Italia, quanti artisti ci sono siciliani e nel catanese, ritrovarci con i nostri brani, Tanta roba. come dico io, da questa latata della Sicilia, per noi è il massimo. Guardate, lasciateci vivere questo momento, per noi è fantastico. Se aveste comunque avuto la fortuna di conoscere Pippo, la prima cosa che gli avreste detto, quale sarebbe stata? Avrei voluto solo stringergli la mano, perché per me era un orgoglio essere rappresentati da una persona così piena di cultura, intelligente, capace, simpatica, preparata in tutto. Stringergli la mano, solo questo, non volevo chiedere niente a Pippo Baudo. Ti sarebbe bastato quello. Solo questo. E invece Pippo, secondo me, anzi sarà sicuramente così, anche da lassù ha fatto qualcosa per collegarsi ancora a voi. Diciamo sì, che c'è stato questo collegamento e noi siamo ben felici. A Pippo cosa avrei chiesto? Pippo, ci dai qualche consiglio in più sui nostri brani? Lui era bravo e preparatissimo. Grazie Pippo. Grazie Pippo. Io ringrazio anche voi. Siamo noi che ringraziamo voi per questa opportunità che ci state dando. Viva Pippo! Viva Pippo, e salutiamo comunque i telespettatori, ragazzi. Salutiamo gli amici di Fashion Girl. Allora, amici di Fashion Girl, un saluto da Calandra e Calandra, ma ci teniamo a salutare e ringraziare anche il giornalista Leonardo Metalli, che ha permesso tutto ciò. Grazie mille e complimenti, complimenti. Un saluto agli amici di Fashion Girl. Ciao ragazzi, un abbraccio forte. Praticamente qua dentro, Lorenzo, c'è il museo che parla solo di Pippo Baudo. Questo è il documentario di Pippo Baudo. Qualche giorno fa abbiamo fatto l'intervista ai Calandra e Calandra e qui ci sono le loro canzoni. Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo e constatarlo. Girare per strada e sentirsi abbracciato dalla gente. Bellissimo.